Cari amici telespettatori, ben ritrovati su Birichina TV per un nuovo appuntamento con il telegiornale di Telenutria. Vi ricordo che il nostro notiziario va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì con le news in pillole e poi il sabato e la domenica con le puntate integrali che sono più lunghe. Subito dopo il TG trasmetteremo un interessante documentario sulla viticoltura che vi svelerà tutti i segreti per la raccolta dell'uva, intitolato V per vendemmia. Ma ora diamo spazio al TG e alle anticipazioni flash delle notizie del giorno. Buona visione! Rosolina. Queste due amiche si stavano cimentando in un simpatico gioco di capriole, ma non si erano spiegate bene. La ragazza cadendo ha mangiato 1 chilo di sabbia e 3 conchiglie. Te spacco la testa con il crick. Queste sono state le dure parole di questo nonno di Milano, stanco del nipote che non faceva un'ostia tutto il giorno. L'anziano ha deciso di punirlo in maniera severa ma giusta, spaccandogli la PlayStation in 1000 tocchettini. Fare skateboard nel prato non è stata una bella idea per questo giovane di Sassuolo. Nella caduta il ragazzo ha perso 26 denti. Mondo V. Stava facendo un pisolino durante la pausa pranzo quando i colleghi siocchini dell'officina gli hanno fatto uno scherzo davvero idiota, dandogli fuoco ai pantaloni sporchi di olio e di benzina. Apparato riproduttivo cotto a puntino e amici asfaltati di bestemmie e offese contro le relative mamme. Sondrio. Facevano esperimenti sul principio della leva. I risultati sono strabilianti. Se hai un'amica bastarda è meglio se la mandi in mona. Stavolta il padrone mi fa mangiare gli uovi a colazione. Queste sono state le ultime parole dell'autista del camion che oggi sulla statale di Manerbio ha provocato un luomaro gigantesco. L'uomo, che trasportava 10 tonnellate di sacchi pieni di broccoli, ha tentato di tenere il veicolo in carreggiata, ma a un certo punto si è rovesciato. Illesi i broccoli. Cesenatico. Voleva fare il figo dimostrando le sue doti atletiche, ma ha fatto una grande figura da macaco, agile come un cassonetto. Dopo una rimpatriata, questi due signori di Garlasco avevano bevuto un tantino tanto. In compenso hanno vinto il primo premio olimpionico per capriole sincronizzate. Sarnico. Si stava tuffando nel lago con un trampolino costruito artigianalmente. Lo sventurato è stato radiato a vita dall'ordine dei falegnami.